Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Strage di Altavilla Milicia, 4 indagati e 3 versioni dei fatti. Giovanni Barreca insiste ad uccidere i miei familiari, è stato il diavolo. Vittima degli usurai finisce strada a Catania, è la storia di Giuseppe che dorme in tenda e vive con pochi spiccioli. Aiutatemi a ritrovare la dignità. A Palermo perde la vita in un incidente sul lavoro un operaio di 50 anni proprio nel giorno in cui i sindacati scendono in piazza per chiedere più sicurezza. A Catania, bimbo di 5 anni picchiato e frustrato da mamma e zia. A far scattare le indagini è stata la dirigente scolastica. Sul corpo i segni di molte ferite recenti e passate. Migranti con gommoni di lusso, il costoso viaggio dalla Tunisia assicurava di non essere intercettati dalle navi militari. Nell'organizzazione anche una cellula di Marsala. Inchiesta della Procura di Roma sulla riattivazione della società per il ponte sullo Stretto. Il fronte del no all'opera, gli espropri riguarderanno gran parte della città. In Sicilia i rifiuti più cari d'Italia, il report dell'ANCI fotografa i costi per il conferimento della spazzatura. Calcio, Catania senza tifosi allo Iacovone, ufficiale il divieto di trasferta per i supporter rossazzurri. Contro il Taranto gli etnei cercano continuità. Bentrovati, 4 indagati, 3 versioni diverse dei fatti. C'è ancora tanto da scoprire nella terribile vicenda della strage di Altavilla Milicia. È cosciente della morte di moglie e figli Giovanni Barreca, che però continua a sostenere che ad ucciderli è stato il diavolo. Diverse le versioni della figlia maggiore e soprattutto della coppia di amici. Manlio Viola. Mia moglie non ce l'ha fatta, è stata vinta dal diavolo, così come i miei figli. Per fortuna sono arrivati Massimo e Sabrina. È ancora in pieno delirio mistico Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver ucciso ad Altavilla la moglie e 2 dei 3 figli per liberarli dal demonio. Un delitto che sarebbe avvenuto nell'ambito di un lungo esorcismo praticato insieme a una coppia di amici, appunto Sabrina Fina e Massimo Carandente, e alla figlia maggiore. Barreca ha raccontato così quelle ore tremende al suo avvocato Giancarlo Barracato, che lo ha incontrato più volte in carcere. Lui non si rende conto di stare in carcere, racconta il legale. Ho incontrato una persona che non è consapevole della sua condizione. Ha come quadro costante davanti ai suoi occhi l'obiettivo raggiunto, aver debellato il demonio. Negano invece l'esorcismo Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia che si trova in carcere per il medesimo delitto. Loro hanno cambiato avvocato ed hanno incontrato oggi per la prima volta il nuovo legale, Marco Rocca. Ci sono delle divergenze che poi sono fondamentali, ritengo io. Però per grandi linee la ricostruzione soprattutto è quella, insomma. Rocca parla di 2 persone sconvolte che si cercano a vicenda e che hanno fornito una ricostruzione dei fatti diversa da quella della procura. Sto cercando di metabolizzare quello che mi è stato riferito e cerco di approfondire questi aspetti che mi sono stati segnalati, ma più di altro non so che dire, anche perché anche nel rispetto di quelle che sono l'attività di indagine che sta svolgendo la procura, perché si cerca comunque di arrivare a una verità totale. Contraddizioni infinite ci sarebbero anche nella versione dell'ultima arrestata, la figlia 17enne di Barreca, una vicenda che dunque potrebbe riservare ancora altre sorprese. Gruppo religioso frequentato da Massimo Carandente e Sabrina Fina, i 2 fanatici religiosi che avrebbero aiutato il muratore Giovanni Barreca a sterminare moglie e figli durante un rito di purificazione dal demonio. Gli inquirenti avrebbero i nomi dei fedeli che incontravano la coppia e che con i 2 si riunivano in preghiera. Gli adepti non sarebbero stati ancora interrogati, i militari attendono di analizzare il materiale contenuto nei cellulari e nei PC sequestrati ai 3 indagati. Col passare dei giorni le indagini svelano particolari nuovi sul ruolo anche della figlia di 17 anni di Barreca, che ha confessato di aver partecipato alle torture e agli omicidi ai familiari. La madre Antonella e i 2 fratelli. La ragazza avrebbe usato il telefonino del fratello maggiore per fingere con gli amici che in casa tutto fosse normale. Nella villetta del Palermitano invece si svolgevano i riti per poi sfociati nelle violenze che hanno portato ai 3 delitti. E andiamo avanti col nostro giornale. Dorme in tenda per strada e sopravvive con
pochi euro che racimola. Vi raccontiamo la storia di Giuseppe, fuggito dagli usurai e in cerca adesso di una nuova vita. Lo ha incontrato per noi Tonino De Mana. Giuseppe, è inverno, fa freddo, come si vive in una tenda? Certo, in una tenda non è una casa e non è niente di quello che può avere un essere umano. Abbiamo dei cartoni dentro la tenda e adesso sono tutti bagnati. In una tenda ci sei finito perché sei scappato, da chi? Percepivo un piccolo reddito di cittadinanza. Come tutti gli italiani non arrivavo a pagare la casa, si avvicinano delle persone a me dove ti posso dare aiuto. Lasciami la carta, lasciami questo, lasciami gli usurai. Persone che a Palermo ti chiamano padrino, figliozzo. Come scorrono le tue giornate? Nella mia sfortuna mi ritengo ancora di essere fortunato perché ho trovato delle persone che diciamo mi vogliono bene veramente. Non ne nomino perché magari è giusto rimanere ognuno nella sua privacy, però poi dove c'ho la tenda io c'ho un piccolo parcheggio che io non faccio il posteggiatore, mi metto là, aiuto le persone a pagare nella macchinetta, alle persone più grandi a pagare nella macchinetta, oppure c'è chi vuole messa la macchina sotto carica, mi aiutano con qualche moneta e ancora, anche se so che non è un lavoro, diciamo, me li sento guadagnati quelle poche monete. Sei riuscito anche a sventare dei furti, in poche parole sei tra virgolette un amico delle forze dell'ordine, ti considerano tale? Io ero dentro la tenda, sento il rumore e vedo questo extracomunitario e lo inseguo a piedi scalzi. Desidero di tornare una persona civile, avere di nuovo un lavoro, avere una dignità, avere pure non più una tenda ma magari pure un garage. Vuoi lanciare un appello? Sì, certo che lo voglio lanciare. Se c'è qualcuno che ancora ora mi vuole dare una possibilità a ritornare un essere umano, che mi aiuti. Nella giornata nazionale di sciopero di metalmeccanici ed edili di CGIL UIL con presidi in tutta la Sicilia per dire basta alle morti sul lavoro, piomba la notizia di un'ennesima morte bianca a perdere la vita durante la ristrutturazione di una villetta nel Palermitano, un operaio edile di 50 anni. Roberta Lunghi. Travolto dal crollo del muro di un'abitazione in ristrutturazione a Campo Felice di Roccella, nel Palermitano, è morto così un operaio edile, Mario Cirincione, 49 anni, originario di Lascari, che è stato investito dai blocchi di tufo che si sono sbriciolati e per lui non c'è stato nulla da fare. Una morte che suona ancora più stridente nella giornata in cui nell'isola i sindacati CGIL UIL, con le categorie di metalmeccanici ed edili, FIOM, UILM, con Fillea e Fenel, sono scesi in piazza con lo slogan "Mai più morti sul lavoro" per lo sciopero nazionale proclamato dopo la tragedia di Firenze, in cui hanno perso la vita 5 operai. Il presidio nel pomeriggio a Catania sotto la prefettura. E apprendiamo con estremo dolore che un altro incidente sul luogo di lavoro mortale è avvenuto a Palermo. Quello che chiediamo noi alle aziende è più investimenti e più formazione. Quello che chiediamo alle istituzioni è di rafforzare una legge che a nostro avviso è molto fragile e molto frammentata, quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In tutta Italia si parla di 5 morti ogni 100.000 occupati, ma al sud questo numero raggiunge quota 6,3 e non è una fatalità. Il problema è risolvere il problema e si risolve solo cambiando il codice degli appalti, perché con queste gare fatte così a ribasso è chiaro che non c'è sicurezza. Intanto sindacati e associazioni datoriali sono stati convocati lunedì mattina 26 febbraio a Palazzo Chigi per un incontro sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A Catania un bimbo di 5 anni veniva picchiato e frustato dalla mamma e dalla zia. A far scattare le indagini è stata la dirigente scolastica. Tonino De Mana. Picchiato e frustato per le sue monellerie. È quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Catania che ha portato al fermo di 2 donne nigeriane, madre e zia del bimbo di appena 5 anni, vittima delle violenze.
Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile. I reati ipotizzati sono maltrattamenti e lesioni personali pluriaggravate. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia della dirigente della scuola che riferiva di un bambino di 5 anni con evidenti frustate alla schiena e alle gambe. Il minorenne, ricostruisce la procura, presentava incontrovertibili segni di reiterate violenze. Trasportato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Garibaldi Nesima, il bimbo è stato giudicato guaribile in 15 giorni per numerose scoriazioni profonde a forma di U, da verosimili frustate. Ad infliggere colpi sarebbe stata la zia, che avrebbe usato anche dei cavi elettrici in risposta a banali capricci e non meglio specificate monellerie, si legge nell'ordinanza. Le sevizie della zia, che in realtà non avrebbe legami di parentela col piccolo, sarebbero avvenute anche in presenza della madre. Un racconto sconvolgente quello del bimbo, che ha detto ai medici di essere stato aggredito e più volte con un cavo nero perché, a detta della zia, era disobbediente. Le due donne di 23 e 28 anni sono state rinchiuse nel carcere catanese di Piazza Lanza. Ed è stato convalidato l'arresto delle 3 persone, 2 uomini e una donna, che lo scorso 14 febbraio a Randazzo, in preda ad alcol e stupefacenti, parteciparono a un brutale pestaggio. Sono accusati di estorsione e tentato omicidio. Alla base dell'aggressione, secondo quanto ricostruito agli investigatori, vi sarebbero state questioni legate agli stupefacenti, determinanti per ricostruire la dinamica dell'accaduto, oltre che le immagini di impianti di videosorveglianza, anche le dichiarazioni di alcuni testimoni. E a Trapani la Polizia di Stato, assieme alla Europol e alla Polizia tunisina, hanno disarticolato un'associazione a delinquere internazionale dedita al traffico di migranti. Fermate 12 persone, 6 sono italiane e 6 tunisine, che avevano organizzato viaggi su gommoni di lusso per raggiungere le nostre coste. Emanuela Corsi. Organizzavano viaggi VIP per migranti. La Polizia di Stato, insieme ad Europol e alla Polizia tunisina, hanno scoperto un'organizzazione criminale internazionale con cellule presenti sia in Tunisia che in Italia, che gestiva un traffico di lusso tra il paese nordafricano e le coste marsalesi. Le squadre mobili di Palermo e di Trapani, su delega della DDA del capoluogo, hanno eseguito un decreto di fermo di 12 persone, 6 italiane e 6 tunisine, accusate di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'associazione organizzava viaggi su gommoni di lusso con motori di grossa cilindrata. Uno è stato fermato a Cesena e uno in provincia di Venezia. Il costo dei viaggi variava dai 3 ai 6.000 euro. Sui gommoni VIP, guidati da esperti piloti, viaggiavano al massimo 20 profughi. L'inchiesta ha svelato in particolare il ruolo svolto dalla cellula marsalese, che si occupava anche di reclutare gli scafisti, scelti tra tunisini residenti in Italia. Tra i capi dell'organizzazione un ex poliziotto tunisino corrotto. Nel corso delle indagini sono già stati arrestati 8 presunti scafisti, tutti di nazionalità tunisina, nel corso di 4 distinti sbarchi avvenuti sulle coste marsalesi tra il 29 giugno e il 15 settembre scorsi. 4 persone sono state indagate anche per resistenza a navi da guerra, avendo tentato la fuga nonostante l'intervento di imbarcazioni della Guardia di Finanza giunte in soccorso dei gommoni. In un'occasione gli scafisti avrebbero ordinato di sparare contro la nave militare dei razzi luminosi. I migranti che l'organizzazione avrebbe introdotto clandestinamente in Italia sono 73, tra cui 12 minorenni e 6 donne. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta dopo la denuncia di PD e Verdi sul progetto del ponte sullo Stretto. Intanto a Messina fa risentire la sua voce il comitato No al Ponte. Francesco Triolo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine senza ipotesi di reato ed indagati dopo l'esposto presentato dal deputato dei Verdi Angelo Bonelli, dalla segretaria del PD Ellis Klein e da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia, sul progetto del ponte dello Stretto di Messina. La denuncia di 9 pagine era stata depositata lo scorso 1 febbraio e riguarda l'attività di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura. Nel frattempo, invece, a Messina si alza la voce dei no ponte. Il fronte del no non solo è vastissimo, ma noi siamo convinti che sia assolutamente maggioranza in questa città e non solo in questa città. Nell'ordine non è successo niente. Il 15 febbraio scorso c'è stato un grande abaradam, ma non è stato fatto nessun passo in avanti. Siamo esattamente per il progetto del ponte al 2011.
e quindi diciamo noi vogliamo fare chiarezza e dire la verità su quello che sta accadendo. Il momento della verità lo hanno definito i tanti attivisti del comitato invece del ponte, che questa mattina hanno affollato il salone delle bandiere del comune di Messina, perché per loro l'apertura dei cantieri non è così immediata e non lo sarà, ma soprattutto questo è il momento in cui dire ancora più forte no all'opera, proprio alla vigilia del confronto sugli espropri. Gli espropri è un problema serio, è un problema importante che colpisce una grandissima parte della città, perché tutti ci stiamo focalizzando soltanto su Torrefaro, ma ricordiamoci che qua dovranno scavare e creare devastazione dalla zona sud fino alla zona nord, e tutto questo chiaramente impatterà su tantissime persone. Secondo il comitato, nonostante l'approvazione del progetto, infatti da parte del Consiglio di amministrazione della Stretto di Messina, il tempo è sempre fermo al 2011. Caltanissetta avrà la sua cittadella della sicurezza. Si tratta di un progetto da 52 milioni di euro che è stato messo a punto con una sinergia tra Stato e Comune. Roberta Lunghi. Immagini di un bene abbandonato da oltre 50 anni. Siamo a Caltanissetta e l'ex caserma Capitano Franco è un po' il simbolo della condizione di un'area di circa 7 ettari in pieno centro cittadino che sta per diventare un centro di rigenerazione urbana e di sicurezza della città. Il fermento del desiderio di legalità era già apparso alcuni mesi fa quando il primo cittadino, Roberto Gambino, aveva lanciato il suo SOS perché a Caltanissetta si creasse la prima associazione anti-racket. Ed oggi, nella sala conferenze del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo nisseno, è stato presentato il progetto Polis Verde. Con un investimento importantissimo di 52 milioni di euro che è il frutto della sinergia di enti dello Stato e del Comune di Caltanissetta. Di imminente realizzazione il parco urbano, per il quale serviranno 7 milioni e mezzo di euro, espressa esigenza dei giovani che reclamano un luogo tutto loro per gioco e attività culturali. E poi la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza per 13 milioni di euro. Un progetto sicuramente ambizioso, multivalente, perché sicuramente racchiude, diciamo, le esigenze della sicurezza con quelle anche del ripristino urbano di zone che sono state, diciamo, in qualche modo accantonate. Ritengo che per la città di Caltanissetta e per tutta la provincia diventerà un bel presidio di legalità che sarà un bel volano per la sicurezza. Per la nuova questura i tempi sono legati al concorso di idee internazionale per il progetto del valore di 32 milioni di euro. Dossier sul costo dei rifiuti in Sicilia, ricorso all'antitrust. L'ANCI annuncia battaglia. Nell'isola ci sono i costi più alti d'Italia per il conferimento dei rifiuti. Marco Gullà. Rifiuti e Sicilia, un binomio quasi sempre stonato, questa volta ad alzare il livello di guardia su un tema sempre attuale per l'isola è l'ANCI, che questa mattina all'Ars ha presentato un dossier sul costo dei rifiuti in Sicilia. Sì, perché nonostante in alcuni comuni e città la differenziata sia nettamente migliorata, con una percentuale decisamente apprezzabile, il costo del trasporto dei rifiuti nell'isola è il più alto d'Italia. Un problema atavico. La domanda che sorge spontanea è: perché in Sicilia conferire rifiuti costa così tanto rispetto a tante altre regioni? Più si aumenta la differenziata, la raccolta differenziata, più aumenta la tariffa da far pagare ai cittadini e alle imprese. Questo ci ha portato a dire: entriamoci nel cuore del problema e capiamo perfettamente perché in Sicilia accade questo. E secondo ANCI accade questo perché mancano gli impianti di prossimità. Vanno migliorati, vanno adeguati gli impianti di prossimità, parlo di impianti di compostaggio, di lavorazione dei rifiuti, e vanno implementati gli impianti, vanno aumentati, vanno resi vicino ai territori che devono fare la lavorazione, e poi creare le condizioni per cui le piattaforme di riciclo e di valorizzazione della differenziata. Tra le priorità assolute noi abbiamo la realizzazione di impianti di prossimità, di quelli che consentono da qui a poco tempo di poter abbattere il costo almeno di alcune tipologie di rifiuto, penso all'organico, ma in generale questo può dare un beneficio anche per le altre frazioni. ANCI ha presentato un ricorso all'antitrust per verificare se il costo che praticano gli operatori del settore sia congruo oppure viziato da posizioni dominanti sul mercato. Breve pausa, ci vediamo tra poco.
Telefonini vietati ai minori di 3 anni e limitazioni per gli under 12. Parte dall'ARS una proposta di legge per mettere un freno all'utilizzo che sta diventando una vera dipendenza. Eva Spampinato. La città americana di New York fa causa ai colossi dei social. L'Assemblea regionale siciliana propone un DDL per vietare l'uso dei cellulari fino ai 3 anni e poi limitazioni fino ai 12. Nelle scuole gli incontri con docenti, psicologi specializzati e polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica si fanno sempre più frequenti. Tablet e cellulari diventano protesi del nostro corpo e per i giovanissimi parte di loro stessi. Una deriva pericolosa che di certo non si risolverà con una proposta di legge, che è più una provocazione, un alzare la guardia sui pericoli concreti che l'eccessivo utilizzo dei device può provocare nei bambini, futuri adolescenti, come dice anche chi con i ragazzi parla tutti i giorni. Il problema poi sono tutti gli aspetti negativi che forse non sono ancora ben gestiti da norme, ma non può essere soltanto un divieto all'utilizzo. Forse perché effettivamente noi adulti ne siamo talmente dipendenti che forse ci fa paura parlarne in termini di limiti che dobbiamo porre ai figli, perché non li sappiamo rispettare neanche noi. Il rischio reale si chiama dipendenza. Si è evidenziata una correlazione tra l'uso eccessivo delle piattaforme e nuove forme di disagio, come una tendenza ad essere facilmente distraibili, aumento di ansia, depressione, cyberbullismo e altri disturbi mentali. Vi sono, ripeto, dei casi limite, dei soggetti vulnerabili che già hanno la predisposizione ad avere dei problemi di relazione che con l'uso dei social, gaming, penso anche alle chat, le ore impiegate con l'utilizzo del cellulare sicuramente sono fuori norma in alcuni giovani, in alcuni adolescenti, possono portare alterazioni del ritmo sonno-veglia, possono portare disturbi d'ansia. Open Day a Catania rivolto agli studenti per far conoscere le attività dell'Unione Italiana Cechi, organizzato proprio nella giornata nazionale del Braille. Sentiamo Simona Mazzone. Disabilità fa rima con opportunità, così l'iniziativa Guardiamo Oltre, che ricade proprio nella giornata nazionale del Braille, apre le porte agli studenti in un Open Day a Catania per far conoscere le attività dell'Unione Italiana Cechi e ipovedenti e gli sbocchi lavorativi che offre. Noi siamo aperti a tutti i cittadini, a tutte le possibilità per collaborare all'interno del nostro territorio. Un partecipato dibattito insieme al prefetto Librizzi, a rappresentanti del comune di Catania e alla polizia stradale di fronte ad un attento pubblico di studenti delle scuole medie e superiori. Mi è piaciuto davvero tanto, secondo me sia un'ottima fonte qui per Catania, sia di aiuto che di assistenza che di anche lavoro eventualmente. Penso sia fondamentale aprire questo luogo a persone soprattutto anche della nostra età per poter essere sensibilizzate a temi così importanti al giorno d'oggi. Ma soprattutto l'occasione per sollevare le difficoltà che giornalmente affrontano sulle nostre strade ipovedenti e non vedenti. Macchine parcheggiate sulle strisce pedonali, rampe per disabili occupate, marciapiedi divelti e semafori pedonali senza segnalatori acustici. A Catania sono quasi inesistenti, come qui, proprio davanti la sede dell'istituto, dove il dispositivo è stato ripristinato soltanto 2 giorni fa. Catania è una città a misura di ipovedenti e non vedenti. La situazione parcheggi, la viabilità in genere compromette anche la viabilità del viandante, del pedone. Soprattutto invitare tutti gli automobilisti catanesi ad essere più rispettosi delle norme del codice della strada. I ragazzi hanno anche partecipato ad una simulazione di attraversamento pedonale bendati e con l'ausilio di un bastone per ciechi per comprendere da vicino le difficoltà cui un ipovedente è sottoposto giornalmente sul territorio. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Il Catania ha iniziato la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Taranto. Intanto la tifoseria, che non potrà assistere allo stadio alla partita dello Iacomone, si prepara già al ritorno con il Rimini di Coppa Italia. Marco Carli. Più di 16.000 biglietti già venduti per la partita di Coppa Italia con il Rimini. Mancano 7 giorni, ma è già chiaro che sarà pienone, mentre il grande amore dei tifosi per i rossazzurri continua a regalare numeri d'altra serie.
I supporter del Catania invece non ci saranno allo Iacovone, trasferta vietata dal prefetto tarantino per darci nota rivalità fra le due tifoserie di Catania e Taranto, appunto. Dunque, tifosi atenei già proiettati con il pensiero alla partita casalinga con Rimini, ma Taranto resta nell'immaginario collettivo dei rossazzurri e non è mai partita banale. La finale playoff del 2002, il gol di Fini in casa, lo 0-0 in Puglia, la Serie B ritrovata, una pagina di storia che non si dimentica. Insomma, Taranto-Catania è questo, rivalità, precedenti importanti e poi il presente. Due allenatori come Eziolino Capuano, che deve fare a meno del bomber Canutè, e Cristiano Lucarelli, che confida di avere a disposizione anche i febbricitanti reduci dal ritiro per la partita dello Iacovone, ma anche per fare i calcoli necessari in vista del Rimini. La squadra ha ripreso ad allenarsi, si valutano le condizioni di Celli e di Carmine. Il primo ha saltato il match con la Juve Stabile, il secondo ha giocato solo uno scampolo di gara, con parte della squadra che fa ancora i conti con i postumi dell'epidemia scoppiata in ritiro. Presto per ipotizzare come si schiererà il Catania-Taranto, non per immaginare quanto sia importante una settimana come questa, in vista di due partite che valgono l'eventuale svolta in campionato e, nel caso del Rimini, dell'intera stagione. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.